Buongiorno e benvenuti, prima parte di 7 in punto. Parliamo di consumatori e delle associazioni che rappresentano i consumatori, che spesso e volentieri sono il nostro front office, dove ci rivolgiamo per avere risposta a questioni che ci riguardano, bollette che non si capisce come mai hanno costi così esagerati. Nel caso del Veneto è argomento di estrema attualità l'essere soci di banche del territorio che poi improvvisamente hanno delle difficoltà e quindi si vede le proprie azioni perdere di valore. Insomma, capire chi tutela e salvaguarda gli interessi dei consumatori, e lo facciamo questa mattina con il presidente di Federconsumatori Veneto. Buongiorno e benvenuto ad Hermes Coletto. Buongiorno. Buongiorno. È aumentata la fiducia da parte dei consumatori nelle associazioni di consumatori? Credo di sì, o meglio, l'ultima indagine che è stata commissionata proprio in Veneto ci dava un livello di gradimento fra i più alti che altri soggetti politici ed economici potevano vantare. Per questo è un dato credo significativo e importante, perché è il frutto di un'attività, di un impegno che abbiamo messo specialmente negli ultimi 10 anni da parte non solo della nostra organizzazione ma delle altre associazioni riconosciute ed iscritte all'albo regionale della Regione Veneto, di un'attività intensa a tutela e difesa dei cittadini che riguarda sia la difesa concreta rispetto a malversazioni, vessazioni, truffe, bollette stratosferiche, azioni che perdono di valore. Certo, ma anche informazione ed educazione, perché il punto vero qual è? È quello di aiutare i consumatori ad evitare di cadere nella truffa, di dover come dire, assumere un calvario per risolvere i problemi di passaggio da una compagnia all'altra, da un'azienda all'altra, che succede quasi quotidianamente. Lei ci sta dicendo che dovremmo fare attenzione a seguire il richiamo delle sirene ingannevoli di tante promozioni, cioè il passaggio da un gestore all'altro per quanto riguarda l'energia piuttosto che il telefono, piuttosto che il gas, lei lo sconsiglia, mi è parso di capire? Io consiglio sempre che quando viene fatta un'offerta, legittima intendiamoci, perché poi ci sono anche le cose illegittime che succedono purtroppo e che costringono lì siamo i nell'ambito cittadini. della truffa. Esattamente, parliamo delle cose legittime. Uno riceve un'offerta oppure la vede per la pubblicità, un'offerta interessante, proprio per evitare inconvenienti sgradevoli, perché il passaggio qualche volta interrompe l'utenza, per cui uno deve tribulare per riuscire a ottenere il servizio. Io consiglio che prima di passare ad altro operatore telefonerei al mio operatore chiedendogli: guarda, mi è stata fatta questa offerta, tu sei in grado di darmi la stessa cosa? Quasi sempre dicono di sì, perché piuttosto di perdere il cliente accettano una soluzione diversa, e questo mi pare un modo responsabile, consapevole di fare i propri interessi. Chi si fa, come dire, prendere la mano da un'offerta, da una proposta commerciale interessante, magari fatta in maniera maliziosa, che sta tra lecito e illecito, cioè... Come si fa a scoprire un atteggiamento borderline? Perché io credo che sia importante leggere tutte le piccole clausole di un contratto, no? Basta andare sul sito della compagnia che propone questa promozione e lì si trova tutta la proposta, non solo una parte che viene magari annunciata dal promotore o il procacciatore di contratti. Diffidare da chi propone queste offerte? Perché ci sono quelli, proprio anche per fare un discrimine, come si fa a diffidare da chi può essere un truffatore e invece da un incaricato legittimo? Perché poi molti gestori danno anche in franchising, no? La raccolta contratti. Tutti. Che ti bussano alla porta. Come si fa allora a distinguere? Che consigli darci? La prima cosa è questa: prendere tempo. Datemi 24 ore che parlo con mio figlio, con mia moglie, con l'associazione telefono alla Federconsumatori, state tranquilli che se sono disonesti questi vanno via e non si fanno più vedere. Se invece sono
Quindi prima di firmare, prendere sempre, 24 ore lasciarsi lasciare le carte che queste, dire 24 ore. Ecco, in quel caso lì chiedere 24 ore per verificare il contratto, ti portano via il contratto e non si vedono più. E questo credo che sia la forma di autodifesa più importante che uno può accedere, insomma, e mettere in campo. Diverso è quando invece veniamo chiamati a mezzogiorno e a sera dai call center che ti propongono delle soluzioni che appunto sembrano o possono sembrare allettanti, che invece nascondono quello che lei accennava prima. Ecco, ma lì non è una truffa? No, non si tratta di una truffa. E allora in quel caso del call center cosa si risponde? Perché tra l'altro le proposte che vengono fatte ti offrono 1000 servizi, dico 1000 per non dirne 10, di cui ne serve uno solo. Forse. Che senso ha allora? E per cui vale la pena appunto di verificare, di informarsi. Quindi anche col call center si può dire a un call center mi mandi una mail, però spesso non ti mandano via mail. Sì. Allora? Sarebbe dovuto il fatto che ti arrivi il cartaceo, che tu lo firmi, lo rispedisci. Oppure una mail. È anche vero che i contratti fatti telefonicamente, si tratta di non demonizzare anche questa possibilità, perché chiarezza. Moltissimi fanno il contratto telefonicamente, il contratto è registrato e per cui ha valenza contrattuale, è accettato dalle autorità. Spesso ci capita che una persona viene e dice ma sì, ho parlato al telefono, poi io non ho firmato nessun contratto, e ha ragione, nel senso che non ha firmato il cartaceo. Sì, però è vero, almeno i call center seri dicono adesso signora o signore iniziamo la registrazione e diamo la convalida del contratto, quindi ti fanno rispondere a delle domande, ti chiedono tutti i dati personali, il codice fiscale, ti ribadiscono più volte lei è d'accordo su questa proposta. E stiamo registrando, lo dicono, e lo stanno, se sono onesti. Fin dall'inizio, no. Su questo siamo intervenuti più volte, moltissime aziende sono state sanzionate con centinaia di migliaia di euro di multe, per cui hanno imparato la lezione da questo punto di vista, per cui noi facciamo il nostro mestiere, quando succedono queste cose denunciamo immediatamente, per cui evitano. Comunque le maggiori compagnie non fanno queste cose. Però anche le maggiori compagnie spesso nel proporci qualcosa che sembra allettante, poi alla fine del ragionamento possiamo vedere che cambiare gestore alla fine dei nostri specifici interessi non conviene, perché magari hai un abbonamento che ti costa meno al mese, ma poi ti dimentichi, non osservi che la promozione ti vale solo 5 mesi, alla fine ti ritrovi con una maggiorazione rispetto a prima. Queste sono le furbizie. Giustamente, questo è mercato adesso, non parliamo di furbizie. Giovani, di questi secondo me uno che non dice tutta la proposta, l'offerta commerciale viene. Dice, guarda signora, 5 mesi è stracciato, poi al doppio dell'attuale. Uno può anche accettare, dice vabbè, per 5 mesi risparmio. E poi torno al vecchio. L'importante è che sia consapevole. Certo. Le dirò che ci sono anche i turisti delle compagnie. Ecco, ma i turisti delle compagnie, perché questo ci sono anche questi consumatori che amano, no? Un po' come quelli che con il volantino dei vari supermercati comprano una cosa qui, una cosa lì, una cosa là, poi alla fine spendono più di carburante. Prima o dopo sono costretti a venire da noi però, perché una volta gli va bene, 2 anche, alla terza si inceppa il meccanismo e magari restano 3 mesi senza utenza. Sì, questo è un po'. Per cui uno dei rischi di continuare a cambiare è proprio questo, perché 9 volte su 10 ti va bene, poi ti capita addosso e magari se sei sfortunato anche più volte, e per cui insomma c'è qualche rischio in queste operazioni al limite, diciamo così. Invece per risparmiare realmente, no? Perché lei prima ha evidenziato una tecnica, nel momento in cui mi fanno una proposta che per le mie esigenze può sembrare interessante, rilanciare al mio gestore di riferimento, e il più delle volte in un libero mercato, una libera contrattazione, io ottengo dei risultati. Anche perché si può cambiare il profilo. Questo infatti, non è necessario cambiare il gestore. Ho fatto un contratto in cui ho il telefono fisso, il mobile, internet, poi tutto compreso, eccetera. È possibile che a me non interessi per esempio avere internet, non mi interessi avere il fisso, voglio solo usare il mobile. Che senso allora avere un contratto, una tariffa tutto compreso? Quindi chiedere una tariffa su misura? Cambio il profilo, mi informo su internet, sui siti delle varie compagnie, aziende, insomma, che forniscono i servizi a rete, si trovano tutte le proposte commerciali, e da lì si
capisce bene, perché si può leggere con calma e se ci sono dubbi si può sempre chiamare qualche associazione che spiega meglio la cosa, e per cui uno è in grado di capire se conviene o no. Lei prima diceva, innanzitutto c'è un albo dell'Associazione dei Consumatori Regionali e questa è una grande conquista, se non sbaglio, no? La certificazione delle associazioni. Sì, ed è importante perché siamo sottoposti ai controlli da parte della Regione sulla correttezza dei nostri comportamenti, sul fatto che il nostro agire è conforme alla legge, innanzitutto. Poi nel caso della mia organizzazione, lo dico con una punta di orgoglio, siamo l'unica associazione ad essere stata certificata ISA 9001, cioè noi operiamo in termini di qualità secondo le direttrici che ci viene imposto da un ente certificatore di qualità come appunto ISO 9001. In Veneto, non so se l'esperienza sia analoga in altre regioni, non ho avuto modo di verificare, c'è stata una lunga campagna di sensibilizzazione anche con il supporto della Regione Veneto negli anni passati al consumatore consapevole, no? Comunicare. Quanto questa comunicazione, come muoversi, cosa fare, è stata utile perché il consumatore sia consapevole e quanto poi lo strumento della conciliazione, no? Trovare un accordo tra le parti prima di arrivare in causa dirime tante questioni anche appunto anche nel passaggio banale da un gestore ad un altro, magari non leggendo bene delle clausole. Io credo che è importante per esempio questo tipo di informazione che noi diamo anche oggi, perché in qualche modo mettiamo nell'allerta il cittadino e il consumatore, così come tutta la pubblicistica che noi facciamo, tutta l'informazione cartacea che produciamo ha questo significato, quello di mettere il cittadino, l'utente, il consumatore di fronte ai rischi che può correre nel momento in cui la prende alla leggera, chiamiamola così. D'altra parte il mercato è sempre più sofisticato. Complicato, oserei. È complicato, per cui noi veniamo tra l'altro siamo uno degli ultimi paesi in Europa, a parte i paesi dell'est che hanno scoperto il mercato recentemente, ma noi siamo un paese capitalista però che aveva una struttura che sembrava molto di più i paesi dell'est che non quella grandi occidentale, grandi monopoli che gestivano i grandi servizi, telefonia, energia, il gas e così via, e lì era mi pare per l'energia c'è mercato libero e mercato, perché anche siamo ancora dentro chiaro, una fase di transizione che non a tutti i consumatori è chiaro, no? Questo mi permette di dire anche, dare un consiglio. Noi sconsigliamo in questa fase di transizione di passare, di restare nel mercato tutelato, perché si risparmia qualcosina, sempre di meno. Bisogna rimanere nel mercato tutelato? Per quanto tempo? Sì, questa transizione... Dovrebbe ancora, se non ci saranno ulteriori proroghe nel giro di un paio d'anni dovrebbe... Quindi il consiglio che lei dice, chi ha la bolletta... Per le due ragioni, la prima è che il passaggio da un sistema all'altro può determinare qualche inconveniente. Quindi ci troviamo senza... Ma questo per l'energia elettrica? Per l'energia elettrica. Solo? Sì. Perché mentre non avere il telefono fisso non è un problema. No, ma il gas è libero? Il gas è lì, sì. Totalmente libero. È solo l'energia elettrica che è ancora un mercato tutelato? C'è il mercato tutelato, perché lì appunto siamo dentro una fase di transizione, il passaggio dal mercato diciamo così monopolistico a un libero mercato in cui ci sono più aziende, tra l'altro con una struttura quella dell'energia molto complessa, per cui prima che si vada a regime ci vorrà ancora parecchio tempo. Poi come tutti sanno, purtroppo non lo sanno tutti, ma il costo delle bollette dell'energia in particolare è gravato da una serie di balzelli. Adesso qualcuno potrebbe dire anche dal canone della TV. Tra poco ci sarà anche probabilmente anche il canone della TV, poi dirò qualcosa però su questo, in controtendenza tra l'altro. Che appunto fa sì che la bolletta sia più pesante del dovuto perché si caricano costi impropri che non c'entrano niente con l'energia che noi consumiamo. Sono costi legittimi? Impropri sì, ma legittimi? Legittimi perché sono stati decisi per legge, ma sono impropri nel senso che non sono legati strettamente. Che sono tipo? Per esempio il fatto che vengono caricati i costi dello smaltimento delle scorie nucleari, per esempio,
oppure i costi delle aziende che producono energia col carbone. E poi ci sono costi che garantiscono bollette più leggere per tutta una serie di settori e che poi vengono caricati invece spalmati sul sistema complessivo. Mi ha incuriosito, perché lei andrebbe controtendenza sulla questione canone televisivo abbinato alla bolletta elettrica? Innanzitutto c'è da capire che cosa proporranno. A me non piace, se devo essere sincero, prendere posizione sulle cose incerte. Sì, infatti è una proposta. È una proposta, finché non abbiamo in maniera chiara, definita, perché in questo paese il 40% fa il furbo e non paga il canone. Allora, le cose sono due: o ci battiamo per eliminare il canone e chiudiamo la RAI, oppure anche la RAI inizia a vivere come vivono tutte le altre televisioni ed eliminiamo il canone. Vive di mercato, di commercio, oppure di spot, di pubblicità. Si paga tutti e si paga meno. E questo vale sempre per ogni Che dovrebbe questione. essere un po' questa la Infatti, linea... nell'ipotesi appunto di far pagare la bolletta, il canone in bolletta, paghiamo c'è tutti questa e paghiamo di pagare meno. un po' di meno. Se poi questo dovesse funzionare e si andasse a un'ulteriore riduzione, per cui ben venga, io dico: garantiamo, perché continuiamo a ricevere telefonate su questa questione, sono preoccupati, ma io pagherò anche sulla seconda casa, cosa succede? Poi io magari non ho la TV, non ho... questo che non avere la TV... sempre fatta questa cosa, Noi abbiamo messo proprio un decalogo per spiegare, perché eravamo stanchi di dover stare lì ogni volta a rispiegare a ognuno: guardate che la tassa è una tassa di possesso per cui si deve pagare, non è possibile. Ma io non guardo la RAI. Sì, ma ce l'hai la RAI? No? Ma e non dovrebbe essere automatico nel momento in cui io acquisto un apparecchio televisivo? Sì, teoricamente o un apparecchio dovrebbe essere tutto tracciabile. A me fa sorridere quando mandano in giro la gente e fanno gli interventi guardando se ci sono le antenne sul tetto. No, perché nel momento in cui io compro un apparecchio... Da quel che mi risulta, dovrebbero i venditori comunicare alla RAI il fatto che hanno venduto l'apparecchio e a chi l'ha venduto. Non so se si fa, perché questo è un paese in cui le leggi si fanno ma non si rispettano normalmente. Altre cose che possiamo dire ai consumatori, quanto la conciliazione, ecco un altro elemento che avevamo accennato e non sviluppato, quanto lo strumento della conciliazione agevola e risolve poi i contenziosi? Beh, per noi è lo strumento principe, perché ci consente, parliamoci chiaro, uno non va dall'avvocato o dal giudice di pace per una bolletta di 200 euro, di 300 euro che non sono, secondo lui, dovuti, legittimamente non dovuti, perché gli costerebbe molto di più tra spese di giustizia e spese di avvocato, tanto vale pagare alla fine la bolletta. rinuncia. La conciliazione consente di risolvere il problema e nel 99% di casi si risolve. Si risolve come nel caso che l'hai citato? Facciamo un esempio, cioè mi tornano indietro i 200 euro? Assolutamente sì, o glieli stornano, perché quasi sempre uno dice sbagliando. Quindi il consumatore tendenzialmente quando viene da voi ha sempre ragione, oppure c'è anche chi interpreta male le disposizioni e dovete spiegargli, no, guardate che in buona fede avete capito male? È la soluzione bonaria del contenzioso, perché questo è il punto. Sì, certo. Il che significa che non si va in punto di diritto, ma siccome dice è un tuo cliente, lui ritiene di essere stato maltrattato, di non dover pagare questa cifra perché non l'aveva richiesta, la controparte dice normalmente no, ma guarda che lui ha sottoscritto, ha firmato, però siccome è un cliente, 50%. Anche quando ha torto, la società gli conviene andare... Appunto. Magari attraverso una riduzione della bolletta. Mettiamola così senza approfondire troppo. In realtà la stragrande maggioranza sono persone che hanno oggettivamente ragione e che ottengono il 100% più l'indennizzo anche. Quindi l'invito è anche avere fiducia nelle associazioni di consumatori, perché sì, magari è una pratica che sembrerebbe ostica, invece voi potete semplificarla e trovare una risposta. Facciamo mediamente ogni anno più di 1500 tra reclami e conciliazioni, solo sui 3 settori fondamentali: telefono, gas ed energia. Devo dare spazio alla pubblicità, subito dopo il break torniamo in studio e continuiamo a parlare dei diritti dei consumatori. Tra pochissimo, grazie.
Siamo tornati in studio, con noi Hermes Coletto, presidente di Federconsumatori Veneto. Stiamo parlando del ruolo dell'Associazione dei Consumatori, dello strumento della conciliazione che aiuta davvero a risolvere i contenziosi in maniera rapida e comunque a trovare una soluzione. Lei ci stava appunto spiegando che avete parecchi casi e il 90% viene risolto. Prima, in apertura di trasmissione, abbiamo lanciato anche un argomento che riguarda un po' questo territorio, le banche del territorio. Non so se è un caso, ma quelli che erano i grandi colossi, dal Credito Cooperativo, la Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, per motivi simili o diversi eccetera, non si sono trovati in un momento di defiance, e siccome i soci di queste banche sono per lo più i consumatori, perché non sono i grandi finanzieri mondiali, quanti soci azionisti sono venuti a bussare alla vostra associazione chiedendo una spiegazione, proprio perché il titolo ovviamente delle loro azioni improvvisamente è crollato? E quali consigli dare? Perché, ripeto, sono magari storie diverse ma simili poi per chi ha sottoscritto queste azioni. Allora, la prima precisazione di carattere generale che serve per evitare che possa succedere in futuro problemi che abbiamo già vissuto, perché noi usciamo dalla stagione Parmalat, Cirio, Giacomelli, eccetera, che abbiamo definito risparmio tradito, anche se poi siamo riusciti in gran parte dei casi a risolverlo a favore dei consumatori, dei risparmiatori, con risultati estremamente importanti. Solo la nostra associazione in Veneto ha recuperato più di 2 milioni di euro su questo terreno. Beh, le operazioni sono ancora in corso, perché ci sono anche gli appelli. Quindi una decina d'anni? Sì, nel senso che però i soldi li hanno presi. Sì, no, certo. Poi, guardi, io per carattere non comprerei mai delle azioni. E questo per dirla come sia più utile comunque tentare la strada della conciliazione, che è anche obbligatoria tra l'altro, che non andare verso le class action. Si sente parlare tanto di questa class action. Purtroppo la legge italiana, americana? Magari la class action, l'azione collettiva per parlare in italiano, esatto, in Italia è praticamente impossibile. Perché? Perché è stata fatta male, perché è stata fatta una prima legge che era, noi avevamo dato un giudizio positivo, poi è cambiato governo, e non dico chi, e l'hanno modificata perché volevano tutelare di più le aziende. È vero che noi siamo un paese in cui non abbiamo i grandi colossi, tipo l'America, abbiamo un tessuto produttivo fatto soprattutto di medie e piccole aziende, per cui la class action rischia obiettivamente di creare qualche problema di tenuta, diciamo, delle aziende. Però è uno strumento che è complicato, tanto è vero che si sta ragionando di modificarlo nuovamente, è praticamente inagibile, proprio per la sua macchinosità, complessità, il fatto che l'azione collettiva presuppone che tutti abbiano identici situazioni e non diversificate da uno all'altro. Ora, nel caso per esempio anche delle nostre banche, di cui perché ognuno magari avrà un pacchetto di azioni diverso, cioè, non è la stessa cosa essere un risparmiatore o un industriale. No, infatti. Un conto avere 10 euro di azioni sottoscritte magari hanno esigenze diverse. Anche qua bisogna che stabiliamo un concetto. Chi può venire? Allora, avevo detto una premessa di carattere generale, se no ci perdiamo. Allora, chi ha un po' di soldi, pochi o tanti che siano, non è che fa un buon servizio a se stesso se investe tutto su un unico investimento. Possono essere azioni, obbligazioni, bot, per intenderci. Forse i bot sono ancora più tranquilli, adesso un po' meno perché sono sotto zero. Bisogna diversificare l'investimento, perché se uno ti va male gli altri possono andarti bene, poi almeno fai pari. Magari tenerli in conto, non ti danno niente ma non perdi il capitale. Vabbè, al limite li tieni in conto, oppure puoi tenere un po' in conto a seconda delle tue esigenze. La diversificazione comunque è fondamentale. Tutela. Perché ti tutela. Questo è il primo presupposto. Andrebbe poi esaminato un po' più attentamente l'investimento che va fatto, si può fare. Ma quando arrivano questi azionisti che magari hanno investito parecchi soldi, tutti i risparmi in azioni, riuscite a capire
se è superficialità, inesperienza, allora, non conoscenza. Ci sono diverse fattispecie. Parliamo soltanto di quelli che noi possiamo tutelare, che sono i risparmiatori e non le imprese. No, parliamo del singolo individuo, del pensionato, della casalinga, dell'impiegato. Dovrebbe essere consapevolezza di chiunque che acquistare azioni vuol dire acquistare, fare un investimento a rischio, ancorché siano azioni illiquide, cioè che non sono come quelle che vengono trattate in borsa, che si possono vendere e comprare un giorno ma comunque sì e l'altro pure. sono azioni, non sono obbligazioni. Già l'azione di per sé è un capitale a rischio. È un capitale a rischio. E questo è già più difficile andare a spiegare al giudice che non lo sapevi. Salvo che non sia una persona anziana, che ha fatto l'unico investimento che ha fatto è appunto in azioni, oppure peggio ancora chi è stato indotto, e questo vale sia per le aziende che per i consumatori o i risparmiatori, in cambio di un prestito devi sottoscrivere o del mutuo, è successo a tantissimi. Sì, infatti alcuni adesso alla luce anche di queste problematiche hanno avuto le banche che ho citato prima, c'è anche il comportamento disonesto di un gruppo di persone, no? Perché o è proprio la banca strutturata così del territorio, chi aveva il vero controllo della banca, che non sono ovviamente il piccolo risparmiatore, cioè quelli che dalla banca hanno avuto vantaggi notevoli, molto di più di quello che loro hanno investito. È lì che sta, come dire, il punto dove colpire. Ma c'è il crollo quindi del mito della banca del territorio? Le banche del territorio che agiscono come le grandi banche? La banca del territorio forse ha patito di più di altre banche, ancorché il nostro sistema è stato più solido attraversato comunque da vicende non sempre limpide, che ha portato... C'è una responsabilità dei singoli individui oppure proprio della struttura della banca? La premessa è questa: la banca del territorio è una banca che, anche per il tipo di tessuto produttivo che insiste nel Veneto, è una banca che in qualche modo si è fatta carico della crisi. Quindi è efficace? Ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita e nello sviluppo della nostra regione, su questo è indubbio. Dopodiché nella crisi sicuramente si è esposta probabilmente di più di quello che poteva. Il problema è che si è esposta nei confronti però e nella tutela dei grandi investitori, cioè dei grandi azionisti, non dei piccoli. Quindi il conto l'hanno pagato i piccoli? Certo, lo stanno pagando, perché il problema di fondo qual è? Che già oggi c'è stata una svalutazione del valore dell'azione. Dicono del 20%, ma quando finirà la ristrutturazione, che si andrà a... Ma lì c'è margine per avere un risarcimento o solo nel caso in cui vengano evidenziate delle responsabilità penali? Noi abbiamo costituito il comitato intanto degli azionisti della Banca Popolare di Vicenza, e sono già 1 migliaio, ma stanno crescendo giorno dopo giorno. Per un ammontare di quante azioni? Più o meno? Non vi lo so dire. Però sono piccoli risparmiatori. Anche perché è in continuo, proprio in continuo, ogni giorno arrivano, per cui faccio fatica anche... ma mediamente che gruzzolo hanno investito? Così se questo, sì, mediamente. Ma mediamente va dai 10, anche da 5.000 euro fino a 100.000, 150.000. Ma un lavoratore che magari ha preso la liquidazione e magari ha investito anche i soldi dei figli, può arrivare anche a 150.000 euro, cioè non è una cifra ma adesso incredibile. Come si ritorna in possesso? Solo se, appunto, ripeto, saranno evidenziate delle responsabilità? Noi abbiamo cercato di dividere le varie fattispecie. La prima è il problema, il disagio economico, cioè uno che ha investito 10.000 euro perché magari è stato consigliato male, e non è uno che ha un certificato di rischio, diciamo così, o una propensione all'investimento, probabilmente dipende quando è stato acquistato. Quindi ci sono tanti elementi che giocano. Perché qui dove sta? Perché quelli che hanno acquistato 10-20 anni fa è un conto, ma quelli che gliel'hanno vendute dopo il 2003 o addirittura nel 2005, in piena crisi della banca, lì insomma. Lì c'è dolo.
Quindi ogni situazione viene verificata. Ecco perché non si può fare aggressessio, perché c'è una differenziazione. Un'individualità di situazioni. Per cui noi cosa facciamo? Noi intanto chiediamo... Però il consiglio è di comunque rivolgersi si rivolga all'associazione, e noi innanzitutto se vanno nel nostro sito federconsveneto.it trovano tutti i comunicati in cui spieghiamo che cosa fare, e per cui però noi chiediamo innanzitutto di avere tutta la documentazione per esaminare qual è lo stato delle cose, e secondo poi mandare la lettera di messa in mora e di interruzione della prescrizione. Io ringrazio Hermes Coletto, presidente di Federconsumatori Veneto. Subito dopo pubblicità, altri argomenti, altri ospiti. Grazie.